Ciao a tutti amici e ben ritrovati per un nuovo video sul canale. Oggi, a differenza dei soliti video escursionistici, sono nel garage di casa. A causa del tempo uggioso di stamattina in quota e anche qui, anche se adesso vedete qui alle mie spalle qualche schiarita, oggi volevo mostrarvi la mia prima volta nell'utilizzare questo fornelletto da campo della Camper che ho comprato un po' di tempo fa e che non ho ancora avuto occasione di usare. Quindi bando alle ciance, direi di andare subito alla sua inaugurazione. Bene, andiamo all'utilizzazione. Allora, abbiamo il corpo principale, dentro abbiamo la bomboletta di gas, abbiamo questo anello che si stringe tipo Sager da mettere al suo interno per tenere in sede la bomboletta, perfetto. Quindi andiamo a infilare la vite. Ecco, ho fatto un leggero sfiato qui alla fine. Quindi andiamo ad aprire con il segnale appunto più e meno. Andiamo ad aprire. Sta iniziando a uscire il gas. Guardate, è partito. Ora c'è tutto l'occorrente. Mochetta di caffè già pronta. E adesso attendiamo un attimo con pazienza il nascere del nostro caffettino. Brevemente, finché appunto il nostro caffè verrà a ebollizione, vi racconto un po' la storia di questo fornellino. Lo acquistai ancora, penso, un paio d'anni fa e non ho mai avuto occasione di portarlo via, facendo sempre escursioni così, diciamo, in giornata, e aspettavo appunto il nascere di un'escursione con bivaccata finale. Però adesso, in virtù dell'arrivo della bella stagione e il fatto così di aver rotto il ghiaccio col fornellino, unendo i due compromessi si potrebbe anche pensare a qualcosa di più intrigante nei tempi a venire. Intanto spero appunto tanto che il caffè verrà su, come si dice in dialetto, al più presto, che ho proprio voglia di gustarmi un bel caffettino così in post pranzo qui, questa piacevole giornata burbera di primavera. Tanto guardate che roba incredibile. Ho veramente passato un minuto forse. Il tempo di fare il video, il caffè sta già bollendo. Il classico bellissimo suono della moka e il profumo della fragranza del caffè. Allora andiamo a chiudere il fornellino. Ecco, qui è tutto pronto per andare a degustare il caffè. Me lo verso e una discreta emozione nel fare il mio primo caffè col fornellino da campo. Dentro ci metto anche un pezzettino di cioccolato fondente, vinto con un premio di beneficenza in cui ho vinto un uovo da 11 kg